Ciao a tutti e bentornati a una nuova escursione con Antelacus. Oggi ci troviamo a Vittorio Veneto. Ci troviamo a Piazza Giovanni Paolo I a Ceneda e stiamo per fare un percorso veramente facilissimo, con poco dislivello, breve, praticamente adatto a tutti. Il percorso si chiama l'Anello delle Perdonanze. Il percorso è molto interessante perché passeremo per dei punti famosi durante la Prima Guerra Mondiale. Partiamo salendo per via Brevia, che si trova proprio a fianco del Museo della Battaglia. Noi da qui siamo già partiti circa un anno fa per fare la vetta del Monte Altare. Ecco, noi qui giriamo a sinistra e abbandoniamo il percorso che porta al Monte Altare per via San Rocco, perché la nostra prima meta sarà appunto la chiesa di San Rocco. Arrivati qui imbocchiamo via San Rocco, a 100 metri c'è la chiesa di San Rocco. Eccoci arrivati alla chiesa di San Rocco. Da qui c'è una magnifica visuale su tutta la città di Vittorio Veneto. Adesso iniziamo a scendere per questa scalinata e arriveremo a incrociare via San Fris. Eccoci arrivati a intercettare via San Fris. Qui giriamo a destra e proseguiamo per un breve tratto su asfalto e poi la lasceremo per entrare a sinistra. Ora lasciamo via San Fris, giriamo a sinistra ed entriamo in questo tratto di sentiero che per una breve parte è comune col 1042 che porta fino al Monte Baldo. Noi lo seguiremo soltanto fino alle Perdonanze. Ecco, stiamo passando sotto l'autostrada e infatti i rumori lo confermano. Per fortuna è un pezzo molto breve. Siamo arrivati a un bivio. Qui
dobbiamo lasciare il 1042 che va a sinistra da quella parte e proseguire per questo sentiero qui. Poco più avanti, dove c'è il capitello, c'è un altro segnavia rosso bianco rosso molto evidente. Arrivati qui non ci sono segnalazioni, bisogna girare leggermente a destra, fare la curva intorno a questa casa e poi ricompaiono dei segnavia. Bisogna ignorare la deviazione a destra e proseguire dritti verso le Perdonanze. Eccoci arrivati alla chiesetta delle Perdonanze. Qui siamo a metà strada. Adesso torniamo sui nostri passi per qualche centinaio di metri, poi scenderemo giù a destra e andremo a visitare la trincea delle Perdonanze. Ecco, siamo tornati all'incrocio e adesso scendiamo giù per la strada asfaltata. Siamo arrivati alla trincea delle Perdonanze. Questa è stata recentemente riadattata ed è stata costruita nel 1918 dall'esercito austro-ungarico e come scopo aveva quello di dominare da quella parte tutta la pianura di Vittorio Veneto. Adesso sono cresciuti gli alberi e la visuale non è più la stessa. Stiamo scendendo e arrivati in questo punto dove comincia l'asfalto, nell'esatto punto in cui comincia l'asfalto, qui a sinistra c'è un cartello V13 che però segna la direzione opposta alla nostra. Bisogna però entrare qui a sinistra in questo sentiero e abbandonare la strada asfaltata. Qui
termina il sentiero e stiamo accostando un vigneto e, come si può vedere e sentire, qui c'è l'autostrada e dobbiamo ripassare sotto. Ecco, siamo tornati sulla strada asfaltata. Questa qui è via Montebello, da destra confluisce via Perdonanze. Adesso, proseguendo da questa parte, in breve si torna al punto di partenza. L'anello delle Perdonanze è un percorso piuttosto semplice, se si esclude un paio di tratti che sono un po' ripidi e anche un po' disagevoli, ma per il resto non ha alcun problema tecnico. Lungo il percorso abbiamo trovato diversi cartelli molto recenti di questo sentiero V13, che però noi abbiamo seguito solo in parte e che sono rivolti soprattutto in senso contrario alla nostra direzione di marcia. Bene, noi ci salutiamo qui. Se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale e ricordatevi di attivare le notifiche se volete sapere quando esce il nostro prossimo video. Se invece volete vedere le foto con tutta la descrizione dettagliata dell'itinerario, allora abbiamo anche un blog e le parole chiave sono sempre le stesse: Antelacus Autos. Vi lasciamo in descrizione l'importantissima traccia GPX. Grazie e alla prossima escursione con Antelacus.